Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a questa piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo della teoria di Pareto. Per chi non conosce la teoria di Pareto, è molto semplice, no? Noi la possiamo adeguare nell'esoterismo, e si vede che c'è zone, perché in questo periodo sono nel sud Italia, dove effettivamente la teoria di Pareto non la conoscono tanto. Ma parliamo un po' di cos'è questa teoria. È del 20-80, e cioè noi il 20% delle cose che facciamo tutti i santi giorni condizioneranno l'altro 80%. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che se noi nell'esoterismo ci muoviamo bene per il 20%, muoveremo bene anche il resto dell'80%. In sintesi, l'80%, cari miei, è, non dico acquetta, perché Marietto queste cose non le dice, non dico tempo perso, perché queste cose non le dice Marietto, però diciamo che il 20% di quelle che una persona fa tutto il santo giorno, studia o immette nell'esoterismo, cioè nel senso fa investimenti nell'esoterismo, condizioneranno l'80% della vita di quella giornata, ma anche della loro vita. Quindi se voi fate un 20% buono, no? In una giornata, molto probabilmente anche il resto dell'80% che potete perdere tempo davanti ai social, roba del genere, sarà condizionato sicuramente da quel 20%. Quindi bisogna trovare uno spicchio della propria vita, non dico tanto, ma un 20% della giornata per rendere quell'80% che va in acquetta, ma mi ha detto queste cose qui non le dice, no, buono. Lo scopo dell'esoterista cos'è? È quello di attivare tutte quelle forze, almeno il 20%, per dare ragione a Pareto, per fare in modo che l'altro 80% si svegli e vada nella direzione giusta. Quindi, come si fa? Beh, seguite le pillole del Manetto Veneziano di Degarda. Se volete un consulto, noi ci siamo, sono sempre 20 € 45 minuti e cerchiamo ogni mattina di alzarci col piede giusto, giù dal letto, belli svegli, pimpanti, e cerchiamo un 20% della nostra giornata per trasformare quell'80% di cioccolata in qualcosa di positivo. E quindi avete un 20% di possibilità. Se voi vedete che c'è gente che ha una vita di cioccolato al 100%, vuol dire che neanche quel 20% riesce a muoverlo. E qui il problema è grave, perché vuol dire che quello lì o quella lì sono leggermente, insomma, hanno qualche pecca. Quindi cerchiamo di usare i principi di Pareto per trasformare la nostra vita con un 20%. Tutto il resto, cari miei, è tempo perso. Quindi concentriamoci solo sul 20%, il 20% di un libro, il 20% di un cibo. Ad esempio, il 20% della nostra alimentazione condiziona la nostra forma fisica. Quindi se noi ci alziamo la mattina presto, facciamo una buona educazione alimentare, facciamo una buona educazione fisica, chiaramente l'80% della nostra giornata sarà splendente. Se noi ci alziamo e già con l'80% facciamo solo cose che non vanno fatte, non fatelo dire il Marietto perché il Marietto queste cose non le dice, capite che avete già un 80% di giornata messa in salita e quindi dopo è sempre un rincorrersi, sempre fare essere fuori tempo, non essere mai sul pezzo e se non si è mai sul pezzo, poi la vita va a finire, non fatelo dire il Marietto, ok? Grazie.